Sarà presentato probabilmente domani il piano scuola. Il governo, con il ministro Bianchi in testa, lo presenterà alla conferenza Stato-Regioni ed in quell'occasione farà il punto sulla situazione vaccinale, sulla vicenda del Green Pass per la scuola, che molti vorrebbero obbligatorio, e sul nodo trasporti. L'unica notizia diffusa dal ministro in un'intervista radiofonica questa mattina su Rete Nazionale, alla domanda scuola ha dichiarato: ne usciamo tornando a settembre tutti in presenza. Sono ottimista perché vedo che noi tutti stiamo lavorando moltissimo. Il ministro si è anche complimentato con gli studenti per l'alta percentuale di vaccinazioni effettuate. I ragazzi stanno rispondendo benissimo, arriveremo a settembre a 2/3 dei ragazzi vaccinati, ho grande fiducia in loro. Il ministro ha poi ribadito la sua posizione sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico, ancora in forte discussione. Siamo già all'85% nazionale, il governo prenderà evidenza, se necessario un ulteriore passaggio. Se c'è una regione con solo il 70% dei docenti vaccinati, ha sottolineato il generale Figliuolo, si concentrerà su quella per portarli a livello nazionale. Il governo sta valutando ancora sull'obbligo vaccinale, procedendo ad una forte raccomandazione per prendere una decisione definitiva a metà agosto. Il piano di rientro a scuola a settembre dovrebbe invece prevedere il rientro in classe in presenza per tutti gli studenti contemporaneamente, ma con delle regole precise di sicurezza. Mascherina obbligatoria, distanziamento e scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita. Ad oggi non ci sono novità sul nodo trasporti, questioni delicatissime non ancora risolte. Intanto il presidente Mattarella ha ancora una volta espresso la sua linea sulla scuola dicendo: il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere un'assoluta priorità.